3 mesi fa la proposta del comune di Borca di Cadore, sposata dall'amministrazione provinciale, venne respinta al mittente, ma per un cambio di rotta sulla scelta del villaggio olimpico non è mai troppo tardi, perché nulla è scritto sulla pietra. Lo hanno affermato oggi i segretari di CGIL, CISL e UIL, che hanno presentato un documento argomentato e lanciato una raccolta firme a sostegno del recupero dell'ex villaggio Eni a Borca di Cadore. Noi chiederemo alla popolazione di esprimersi rispetto a quello che succede nel suo territorio. Per quanto riguarda la partita olimpica, nessuno ha chiesto nulla alla popolazione di Belluno. No al consumo ulteriore di suolo e no allo spreco di denaro. 39 milioni di euro è previsto, costerà il villaggio olimpico a fiamme. Se quell'investimento per una struttura prefabbricata usa e getta pare un affronto rispetto alle necessità del territorio. Lo studio che abbiamo fatto con approfondimenti tecnici ci dice che c'è un'area di maggiore emergenza rispetto a quella di Fiammes, che comunque è un'area di emergenza a rischio idrogeologico P2, che è quella di Borca. Quello che noi chiediamo è che le risorse pubbliche vengano destinate per gestire l'emergenza che è già adesso in essere. La richiesta dei sindacati è di destinare quelle risorse per la messa in sicurezza della cittadinanza di Borca oggi e contestualmente a recuperare il villaggio, che è un patrimonio del territorio. Questo villaggio potrebbe appunto dare sostegno per i medici e gli alloggi dei medici, alloggi dei cittadini, degli studenti, prevedere anche a livello turistico alcuni insediamenti. Quindi secondo noi è un'idea che va proposta alla popolazione, alla regione e al Comitato Olimpico. Comitato che già di suo ha disposto che l'evento risponda a coordinate di sicurezza, sostenibilità e di eredità per il territorio. La raccolta firme partirà in questi giorni a Borca di Cadore, si estenderà in tutta la provincia e si concluderà entro il mese di luglio per essere inviata alla regione e al comitato organizzatore. L'auspicio di CGIL, CISL e UIL è che anche la politica locale batta un colpo. Ci ha lasciato in disparte su queste scelte. Quindi il nostro obiettivo è rilanciare. Noi speriamo che la politica possa essere con noi o almeno di intraprendere un confronto